Eccoci con Lucia Steccanella, una delle organizzatrici di ciò che abbiamo appena visto, aperitivo multietnico, molto partecipato, ben riuscita come manifestazione, come evento, parecchia gente. Io vado subito un po' a stuzzicare, non ho visto nessuno dell'amministrazione. Lei, specifichiamolo, è qui come cittadina volontaria, che magari qualcuno se la ricorda come ex consigliere. Cosa ci può dire? L'amministrazione è stata invitata perché era giusto che fosse così, nel senso che un evento come questo e soprattutto una situazione, una problematica come questa non può comunque vedere esente la partecipazione dell'amministrazione tutta, insomma, non solo la giunta, non solo la maggioranza. Sì, qua, scusi se la interrompo un attimo, iniziativa promossa dai migranti, ospiti presso la palestra Luzzato, cooperativa Solaris e cittadini volontari. E hanno preso la parola questi ragazzi, qualcuno ha cercato di parlare in italiano, come è riuscito ad impararlo in questi pochi giorni. E lei è soddisfatta di come ha risposto, insomma, Portogruaro? Sì, noi siamo molto soddisfatti, lo siamo stasera per quello che è accaduto e per le persone che sono venute. Appunto perché mio papà gli dà anche dei vestiti per riscaldarsi. Certo, ma lo siamo da molto, insomma, nel senso che durante ogni giorno e durante ogni nostra iniziativa in queste sere abbiamo comunque passato del tempo con loro, i corsi di italiano. Noi siamo sempre stati cinema all'aperto. Chiaro che queste cose per motivi di sicurezza vengono fatte da noi volontari insieme a loro e basta, è chiaro che non si può aprire, e questa invece che volevamo vedesse la partecipazione di tutte le persone che la desideravano è stata fatta in un luogo invece pubblico. C'è stata una buona risposta. Io torno C'è stata un'ottima risposta a puntare un po' il dito sull'assenza dell'amministrazione. Lei da cittadina ma anche da chi ha esercitato un ruolo politico, come la vede questa? Guardi, io ho ricoperto un ruolo politico e faccio politica in alcune sedi e in alcune occasioni, non in questa, nel senso che questa è un'attività che io faccio come cittadina volontaria. Come cittadina è chiaro che sono dispiaciuta perché lei di non vedere li ha la invitati direttamente con un'email? Sì, come era doveroso, come è doveroso farlo, anche perché insomma amministrano questa città ed è giusto che prendano parte a quello che viene svolto, e quindi come cittadina io li ho invitati, come cittadina diciamo solo che ci dispiace poi agli altri le riflessioni. Però insomma questo è un gruppo che proprio non ha nessun risvolto politico, rifuggiamo da ogni cosa perché problematiche come queste possono essere facilissimamente strumentalizzate e non è il caso, insomma. Ecco, io volevo concludere questa breve intervista che era più volta a far anche conoscere lei, cioè far vedere chi sta dietro. Qua si sente in sottofondo i canti. Quanto può durare la loro permanenza qui? Si sa un qualcosa? Perché al di là di quello che possiamo fare noi... No, è chiaro che dobbiamo considerare questa una situazione di emergenza, un'emergenza che vede questi ragazzi senza altra possibilità che non quella che hanno avuto. E dobbiamo pensare che anche quando accade un terremoto o un'alluvione veniamo messi in una palestra a dormire tutti vicini, cioè questa è un'emergenza. Io mi auguro proprio tanto che venga gestita come un'emergenza e che quindi loro poi possano trovare un inserimento nel tessuto sociale. L'ultimo flash che mi è venuto in mente sentendola parlare, perché la palestra abbiamo visto tutti anche dalle foto, insomma non è il massimo per ospitare persone. C'è la disponibilità di un appartamento, ho sentito un luogo vicino allo stadio messo a disposizione della cooperativa, lei ne sa qualcosa? Guardi, anche questo è un aspetto che è quello gestionale,
che chiaramente passa dal prefetto alle cooperative che gestiscono, che noi non affrontiamo. Noi come gruppo di volontari davvero cerchiamo di dare sostegno e di organizzare iniziative come queste che tolgano alle persone la paura dell'uomo Allora nero. diciamo che voi badate al sodo, al pratico, le Sì. polemiche le lasciamo fare gli Le altri. polemiche assolutamente no, e soprattutto a ognuno il suo lavoro, quindi il prefetto fa il suo. Bene, E la- allora grazie a Lucia Stecanella Grazie e a buon voi. lavoro.